Mi sembra un po' una figlia dei fiori con questo abito anni 70 abbinato alla borsetta, un abito essenziale però è molto carino nel suo insieme. Notare soprattutto questa borsa con voile, ricavi e strass. Grazie a Federica. Chiara elegantissima in bianco, è un abito in crêpe de chine con perline cucite a mano, misura longhetta, quindi al ginocchio. Questo è proprio un abito degli anni 60. Vediamo che Chiara è molto disinvolta nella sua camminata e ha abbinato questo abito molto carino con il sandalo giusto. Grazie Chiara. Indossa un abito stretching, quindi elasticizzato. Il bello dell'abito veramente è dietro, perché ha questa specie di sferatura ragnatela che le consente di essere anche molto sexy. Abbinato alla borsettina con il manico d'osso e la scarpa col tacco alto. Carlotta è sempre molto disinvolta, grazie. Virginia da Montecolosana. Virginia indossa un abito in seta color panna molto elegante. Questo è un abito da aperitivo. Mi immagino la nostra Virginia che prende un aperitivo e arriva alla spiaggia verso sera col sole calante. Grazie Virginia. Vieni qua per Questa è una moda vintage e quindi è una moda che ricorda l'infanzia, la gioventù, oppure sono state portate questi abiti da nonne e mamme. Carlotta, non correre perché vogliono guardarti bene. Allora, Carlotta indossa un abito a fascia alta degli anni 50 e questo è un abito che si indossava per ballare a questa, naturalmente. Ecco che fa il palloncino, perché quando la ballerina ballava naturalmente l'abito ampio prendeva la forma del palloncino. Bravissima Carlotta, grazie. Elegantissima Chiara. Io questo completo lo vedrei per un colloquio di lavoro molto importante, un abito anche manager, per fare colpo sul datore di lavoro. Chiara lo sta indossando con molta disinvoltura, questo tubino è molto bello e disegnato bene sul suo corpo, considerando che non è un suo abito, la fascia molto bene. Grazie Chiara. Ancora Carlotta. Carlotta, fai osservare la lacciatura di questo abito. Allora, Carlotta indossa un abito di seta, è una seta un po' pesante, è un abito anche questo da sera. Questo è un abito che probabilmente è stato indossato a una festa all'Ariston quando c'era Patti Bravo, perché lo stile è proprio quello degli anni del Piper. Carlotta lo indossa molto bene e anche lei fa un po' di ruota quando si gira. Grazie Carlotta. Come vedete tutto in simpatia, tutto improvvisato, quindi la cosa è ancora più bella, più carina, più simpatica. Adesso Carlotta si sta preparando perché con questo darà il saluto a questa mini sfilata, sperando di ritrovarci la prossima volta con più abiti. Adesso Carlotta vi riserva la sorpresa della serata. La cantina Torrevilla offre una bottiglia a tutte le ragazze che sono intervenute. Naturalmente le ragazze non berranno il vino, ma lo daranno al papà, al nonno, allo zio. Ecco Carlotta che ci saluta con la camicia da notte. Significa che le ragazze, siccome sono giovani, sono un po' stanchine e andranno tra un po' anche a nanna. Ecco, questa è la camicia da notte con la vestaglia. E significa che le nostre sfilate sono finite perché gli abiti messi a disposizione
dalle signore, basta, non ce n'è più. Allora adesso le ragazze ritorneranno ancora tutte a fare un giro sulla pista.